Scatman's World. Veneziano, siamo su MotoGP 13 ragazzi, andiamo, calendario. Quest'oggi Bern e Silverstone, due gare un po' fastidiose per il Comendone. Andiamo con il nostro aeroplanino dagli Stati Uniti d'America alla Repubblica Ceca, la Czech Republic. Big Wing Grand Prix, Czech Republic, ok. Reading Trap, email. Obiettivo al 10° posto. Qua sempre le solite cagaie. Twitterone, allora Momani. La gara a Brno sarà bella tosta, Pedrosino che ci aspetta un doppio lavoro, Brad Pitt, ho passato tutta la settimana a giocare a MotoGP, sono contento ma io devo guidare adesso. Ok, Big Win, Grand Prix, Czech Republic, vai, round 11. Gara importantissima a Brno. Come sempre il Comendone, gara fondamentale. Me l'avete scritto ragazzi, siete grandi, ora, come sempre ringrazio tutti. Avete la voglia di seguire il Comendone pazzo. Ragazzi, finalmente una qualificazione decente. Porca miseria, 12° posto, con pioggia leggera, per adesso c'è pioggia battente per la gara. Però 12° sono contento, finalmente una qualificazione degna di nota. Buono, andiamo sotto il diluvio. Ragazzi, Gran Premio della Repubblica Ceca, Brno, diluvio indescrivibile. Obiettivo 5° posto ragazzi, possiamo farcela. Purtroppo c'è la pioggia però, vai raga, vai raga, vai raga. Prima curva, delicatissima sotto la pioggia, dai. 9° posto, molto bene. Buono, questo l'ha presa bene. Ottimo. Staccatone, attenzione Hayden e Dovizioso hanno rischiato il contatto. Vai, ciao Vizioso, ciao Vizioso, ciao Vizioso, ciao Vizioso, ciao. Bravo Comendone, dai. Mamma mia, cosa ha fatto il Comendone qua? Occhio, madonna che rischio. Madonna che rischio, ma siamo quarti. Grandissimo, grandissimo Comendone. Che remontata. Remontata cecoslovacca, dai. Attenzione, mamma mia. Che lotta. Che lotta. C'è Marchetto Marquez da superare adesso. Ma stiamo calmi, dobbiamo andare tranquilli adesso. Non c'è fretta. Ecco, appena detto, ma perché? Ma perché sono così una pippa? Anche la moto arancione adesso, mamma mia. Rossi è primo intanto, Lorenzo secondo, Marquez terzo e quarto il Comendone, bravo Comendone. Però manca ancora troppo e la moto è un po' danneggiata. Sento che questa curva è sempre pericolosa. E infatti Pedrosino è l'innominabile. Dai che va bene anche il 5° posto. Dai Comendone. Bella, bella, si è staccata. Bella, 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 bella. Giro record di Lorenzo il Magnifico intanto. Dai che siamo al 4° posto, vicinissimo al podio. Però lei è dura ragazzi, lei è molto dura per Camomillo. Cosa ha fatto Camomillo? Brad Pitt l'innominabile, tutti quanti contro il Comendone. Brutta staccata comendiana. Qua lottiamo ragazzi, questa è lotta vera, lotta vera ragazzi. Bellissima gara. Staccatona della vita, bravo. Perché siamo vicini ai primi 3, ma anche abbiamo poco distacco da il 5°, il 6° e il 7°, dai. Possiamo arrivare o terzi, anche primi per dire, o ottavi. Quindi va bene anche quarti onestamente.
Adesso ragazzi devo cominciare anche la campagna con Civilization, con la nuova espansione. Adesso concentriamoci qua perché è fondamentale sta gara, come al solito, come dice sempre il Cumendone. Tutte le gare sono fondamentali. Dai, che lo possiamo recuperare da Marquez. È bello un podio, porca mignotta. Dai, 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 dai. La gomma posteriore se n'è andata e... Occhio che sta curva mi sta sulle balle. Eccola ancora Camomillo, maledetto. Madonna, Camomillo mi sta sulle balle oggi. Final lap comendiano. In testa la corsa, Valentino Rossi, secondo, Lorenzo il Magnifico, Marc Marquez terzo, no! Mamma mia, se lo beccavo in pieno ero fuori, mamma mia che culo. Mamma mia che culo, comendiano, gira record per il Magnifico. Ragazzi, ho avuto una bava di proporzioni obese e interplanetarie, mamma mia. Che cool. Dai, va benissimo, che quarto posto. Tanto bel duello tra Lorenzo e Rossi per la prima posizione. Adesso mi pare in testa Lorenzo. Sì. E ci stiamo avvicinando tantissimo a Marquez, che forse anche lui ha problemi con le gomme. Anche se Cumendone ha finito completamente la gomma posteriore, ragazzi. Finita completamente. Molto bene, sono quelle cose della vita fenomenali. Dai che c'è Marquez. Dai, dai, cazzo, proviamoci almeno. Se il quarto posto va no, bene di più. Dai. Mancano poche curve, pochi metri, separano il Cumendone dal podio. Mamma mia, che rischio da parte di tutti e due, sia di Marquez che del Cumendone, mamma mia! Sbandata veneziana. Basta, non ho più le gomme, non ce la faccio più. Non ce la faccio proprio più. E rischio anche il quarto posto, vaffanculo, va. Mignottoni di merda. Però sembra una beffa, no, neanche quinto però, No, non ci credo, l'innominabile di merda. No, innominabile no. E l'innominabile arriva quinto, incredibile, sesto posto, beffa atroce, vaffanculo, va, mignottone. Va bene ragazzi, cerchiamo di stare un po' tranquilli, va bene che sesto posto. Che nervi però, madonna del signore. Allora, Twitterone, Simone Lunghi, grande commenda, Brad Pitt, bella battaglia con Veneziano, l'innominabile, grande battaglia con Veneziano, 835.000 fans, ok, però sono deluso, cazzo, potevamo arrivare anche terzi se volevamo. Vai, è colpa delle gomme, purtroppo non riesco a gestire le gomme al meglio, da fare. Ok. Calendario Silver, vabbè, Silverstone e Misano, bene. Prevedo 2 ritiri, ragazzi. Vedi offerte? Non c'è quella che dico io. Non c'è, non me ne frega niente, a sto punto sto in questa, aspetto quella dell'innominabile. Vai. Ok, si va in Gran Bretagna. Earth British Grand Prix. Dai, muovi te. Che sì, madonna, Silverstone e Misano, perché non le cancellano dal mondiale? Geremia Roberto, resta umile ed è sempre il massimo. Nicolino Heidi, è bello arrivare a Silverstone. Jorge Lorenzo è magnifico, Silverstone si avvicina. Però ragazzi, non ho voglia di leggere. Vabbè, leggiamo gli obiettivi. Ho voglia di... Comendone, stai calmo. Ecco, ho voglia di dominare. Obiettivo al 10° posto, non ce la farò mai a Silverstone. Devo fare un miracolo obeso. Vediamo un po' i giornali. Ok, al cospetto di Sua Maestà, mangiatemi. Ragazzi, qualificazioni meravigliose, 25° Silverstone, tracciato bagnato. Vabbè ragazzi, qua obiettivo è non fare un punto, 15°. Che schifo, quanto c'è sulle balle Silverstone, ragazzi. Dai, proviamo, fatalità non piove, magari, boh, possiamo portare a casa qua. Andiamo pianissimo, si può andare piano, cazzo. Anche se non è proprio in stile del Comenda, però. Proviamo. Bravo. Occhio. Pianino ragazzi, pianino. Siamo già 17°. Cazzo, sole a Silverstone, veramente il miracolo.
Staccatona pesante, pesante. No, staccatona tranquillissima. Dai, voglio arrivare a 1 milione, devo sfidare Smith, cazzo, voglio la moto dell'innominabile, che è bellissima. Buono, 12esimi, ragazzi. Mamma mia il Comendone. Fatalità non piove, quindi un po' di fortuna, almeno da questo punto di vista. Oh, c'ho De Pugnetta. Ecco, il punto di riferimento dei piloti si va un po' meglio, per fortuna. Ragazzi, siamo decimi, calma. E che andando piano vinciamo, pensa che no. Stiamo buoni, stiamo tranquilli. Ho frenato un po' troppo, però lo Spritz mi sorpassa. Ma contro sul passo Comendiano, molto bene. Bravo Comenda, stai guidando in maniera tranquilla, precisa, ordinata. Dai che arrivano punti se giochiamo così, se guidiamo così. Ciao Escargot, mamma mia che rischio con Escargot, fioi, mamma mia. Buon giro del Comenda, veramente ottimo giro. Allora devo fare le qualifiche così. Le qualifiche con le altre moto, vado alla grande. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio. Mamma mia, mi sono visto per terra, ragazzi. Dai, questi si arrivano, sono punti pesanti. Fanno tanto morale sti punti, ma stiamo calmi. Gran calma comendiana. Andiamo piano. Ottavo posto, metto la firma subito. Subito 1000 firme. Buono. Teniamo le gomme, Comendone, te prego, teniamo le gomme. Madonnina benedetta. Ottimo, dai che la gomma posteriore è ancora abbastanza buona. Chi se ne frega di primi ora, di primi 8 non mi interessa, basta arrivare all'ottavo. Dai Comendone, dai. E possiamo fare il miracolo silverstoniano, dai. Possiamo fare il miracolo silverstoniano, dai ragazzi. Brad Pitt è troppo avanti, chi se ne frega. Mamma mia Nicolino, 40 alla grande, io troppo lento, vabbè. È un po' di paura ragazzi perché veramente Silverstone non mi reffa una cappella. Detto in maniera molto franca e sincera. Almeno tra i primi 10 per avere l'obiettivo. Mamma mia cosa ho rischiato, la moto è rossa, non ci credo. Non ci voglio credere. Tutto in discussione in questo ultimo giro, come al solito brividi comendiari. Non ci credo, la moto è rossa, la moto è rossa. Dio Christiansen. E Nicolino è scatenato adesso. Nicolino è scatenato. Perché voglio stare davanti a Nicolino. Bravo Comendone, ottima cosa, dai. Dai, in questa bellissima giornata inglese. Problemi tecnici per la moto veneziana. Porca mignottona. Dai Comendone, maledetta Silverstone, maledetta Silverstone. Buono. Ok. Dai che manca poco, dai che manca poco. Mancano ancora pochi metri. Dai Comendone. Dai vecchio mio, portiamo a casa questo risultato fondamentale per la scuderia e fondamentale per il Comendone, per arrivare alla moto dell'innominabile. Dobbiamo arrivare però a livello stella, quindi 1 milione di fans.
Ottimo, bravissimo, bravissimo. Merito questo ottavo posto in maniera beffarda, incredibile e supersonica. Ragazzi, il comandone sta vaneggiando, ma chi se ne frega. Viva i vaneggi comendiani. Questa troppo lenta la prendo, non c'è niente da fare. Troppo lenta. Dai, 2 curve ormai, è finita una curva. Dai. Niente beffe. E signori, il Comendone a Silverstone prende un ottavo posto pesante come un culo flaccido della Vindy. Dai raga. E si gode, cazzo. Grandissimo ottavo posto. Che godimento. Ottavo posto a Silverstone per me è un miracolo. In MotoGP soprattutto grande risultato, molto bene. Qua per sicurezza controlliamo, ma la moto dell'innominabile ancora è Monster Yamaha, eccola qua. Livello stella. Vabbè, twitteroni. Ora Nicolino Aidi, gran lotta con Veneziano oggi, proprio andata male, si gode. Rabattone o Arrabat, che gara Comendone, non pensavo che si sarebbe adattato così in fretta alla MotoGP. E ancora Nicolino, un po' dispiaciuto per aver perso il confronto con Veneziano. Mangiami il pacco. 872.000 fans, molto bene. Vediamo i quotidiani. Che spettacolo. Veneziano ottavo, molto bene. Adesso andiamo a vedere le classifiche. Ottavo posto, bene, dai, ottavo posto davanti ad Aiden, bella soddisfazione questa. Perfetto, raga. Ok, prossime 2 gare. Misano e Aragon. Allora, Misano sono una pippa e Aragon invece me la cavo. Dopo ci sono però Sepang e Filippo Isola, che mi trovo bene, quindi dai, gare favorevoli. La fine è sempre a favore del Comendone. Buono raga, un saluto del Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.